In questo video voglio parlarti di farmaci, di come usare i farmaci qualora tu soffri di dolori persistenti, cronici, sopra i 3 mesi, sintomi che possono essere più variegati possibili, emicrania, cervicalgia, mal di schiena. In particolare poi voglio parlarti dei trattamenti fisici quando soffriamo di dolori persistenti, e dell'ultimo punto di cui voglio parlare è cosa fare nei giorni in cui i dolori sono molto molto intensi. Quindi usare il farmaco sì, no, fare il trattamento fisico sì, no, quali trattamenti fisici. Insomma, qui facciamo un po' un overview di questi 3 topic. Chi sono io per dirti questo? Lasciami presentare, se non mi conosci, sei nuovo o nuova nel mio canale. Io mi chiamo Alessio Veneziano, sono laureato in fisioterapia, sono un terapista psicosomatico, mi occupo di problematiche croniche che vanno dai 3 mesi in su, dove la medicina convenzionale non ha dato un sollievo o un supporto, e il mio approccio è un approccio psicosomatico, quindi prettamente psicologico, se vogliamo, perché queste problematiche sono registrate nel sistema nervoso centrale e i fattori preponderanti di questi sintomi sono fattori sociali e psicologici. Che tu ci creda o no, insomma, questo è quello che ci dice anche la neuroscienza del dolore. Quando i dolori non si riescono a, diciamo, tra virgolette, aggiustare con terapie manuali o comunque un approccio biomedico, allora c'è tutta un'altra questione da risolvere. In questi anni, dal 2020 circa, faccio questo lavoro. Io sono stato il mio primo paziente perché ho sofferto di dolori cervicali per molto tempo. Prima dei dolori cervicali, dolori pelvici, insomma, i sintomi si sono spostati in varie parti del corpo. Non sto a dirti qui la mia storia, ci sono differenti video sul canale che ti spiegano come il tutto è iniziato nel mio caso. Quindi, andando al topic di oggi, o ai 3 topic di oggi sul farmaco, prima di tutto su questo topic voglio dirti che, non essendo medico, non faccio nessuna prescrizione di farmaci e non ti sto dando un consiglio sul farmaco. Ti sto dando la mia opinione. Lavorando con tante persone negli ultimi anni che sono ritornate a stare bene da dolori persistenti cronici, posso dirti che i farmaci hanno aiutato la minoranza delle persone che poi sono state bene. La maggior parte delle persone che soffrono di dolori persistenti, il farmaco non fa effetto. Ci sono 3 tipologie di farmaci. Diciamo, il primo è l'antidolorifico. L'antidolorifico, parliamo di tachipirina, di Oki, di Brufen qui in Italia. Quindi, come comportarti sull'antidolorifico? La mia opinione personale, ripeto, non è un'opinione data da un medico, ma da un fisioterapista. Non uso farmaci nel mio lavoro, è di prendere l'antidolorifico. Io lo prenderei solo nei momenti in cui non ho nessuna tecnica o nessuna strategia o strumento dentro di me per, diciamo, compatire il sintomo. A nessuno piace sentire dolore e ci sta prendere magari un antidolorifico in quei momenti, ma non prenderlo come risoluzione o come cura, ma prendila come supporto. Idealmente non prenderlo sarebbe la cosa migliore, però questo cosa ci va a fare, a portare nel corpo se ti dico non prenderlo? È perché se lo prendi pensi che tornerai indietro, che non stai usando i tuoi strumenti interni, ti senti magari debole, quindi non hai più risorse dentro di te, pensi nel futuro. In realtà ci può stare come supporto, non vuol dire che stai fallendo la terapia, non vuol dire che stai tornando indietro, quindi l'antidolorifico ci può stare. Invece sulla seconda tipologia di farmaco, che stiamo parlando qua di ansiolitici, di antidepressivi, esempio Xanax, Lexotan e Lyrica, qua ci sono pareri, diciamo, contrastanti. Qua posso essere leggermente più, la mia opinione nuovamente, posso essere leggermente più restrittivo. Secondo me l'anti-ansiolitico è qualcosa che
non ci dà supporto, perché se l'ansia, come un altro sintomo, il dolore, è presente è perché c'è un messaggio. Se questo messaggio viene soppresso, sappiamo che da qualche parte dovrà andare. Magari dormirà questo sintomo come l'ansia per qualche ora, qualche giorno, se vogliamo qualche settimana, e poi ritornerà su, magari anche più forte di prima. Quindi prima dobbiamo capire da dove arriva questa ansia, perché sta arrivando, non è qualcosa che ci sta distruggendo, ma lì ti dirò poi alla terza parte di questo video perché questo è importante, non sopprimere. Quindi l'antidepressivo invece, per molte persone, questo dà un grande effetto collaterale. Può starci, normalmente qui è lo psichiatra che deve dare questi farmaci, non sono cose che nessun medico diciamo generale solitamente dà, ma è lo psichiatra che dà l'antidepressivo. Addirittura il reumatologo, se non sbaglio, in certi casi dà questi antidepressivi per dare supporto a un sistema nervoso, o addirittura l'antiepilettico. Diciamo che qui in questo caso la maggior parte delle persone nota degli effetti collaterali molto grandi, fatica, senso di sbandamento, che alla fine gli effetti collaterali possono essere anche più forti e anche più invadenti, tra virgolette, dei dolori stessi. Quindi molte persone poi cercano di non prendere più questi effetti collaterali se li stai questi farmaci. Se gli effetti collaterali sono molti, parlane col tuo psichiatra, col tuo medico e spiega che vorresti non prenderli e quali sono le altre soluzioni. L'altro farmaco che invece questo è proprio da evitare, questa è di nuovo una mia opinione, sono gli oppioidi. Gli oppioidi, stiamo parlando di morfina, di ossicodone, di fentanyl, di codeina. Questi creano molta dipendenza se presi con tanta frequenza e sono molto dannosi. Infatti ci sono veramente delle problematiche in tutto il mondo di overdose di oppioidi, perché creano dipendenza, ti fanno entrare in questo ciclo di veramente dipendenza, e questa parte, diciamo, non viene più data dalla maggior parte dei medici, dalla maggior parte dei psichiatri. Se vengono dati in situazioni acute in cui c'è stato un incidente stradale, c'è una problematica totalmente diversa da una problematica cronica, dove ci sono veramente problematiche, esempio una frattura, piuttosto che principalmente di incidenti stradali, da impatto, da trauma fisico. Quindi questa parte di farmaci la racchiudiamo così: la prima parte di antidolorifico ci può stare nei momenti in cui siamo molto molto sopraffatti dal dolore. Se mi conosci, se conosci questo canale, sai che in realtà i dolori, i sintomi, qualsiasi sintomo stiamo parlando, arriva da un fattore principalmente sociale e psicologico. Quindi anche lì, perché ti stai prendendo questi farmaci, devi sapere che devono essere solo dei supporti e non sono le soluzioni. Mi è capitato avere una paziente che non era veramente non aveva capito il percorso, non aveva capito il perché il dolore esisteva, questo soprattutto all'inizio dei percorsi che fanno con me i miei pazienti o clienti. Noto che prendono più antidolorifici di altri. Verso la fine dei percorsi gli antidolorifici non ci sono, se ci sono saltuariamente, ma proprio raramente. Percorsi che possono durare dai 2 ai 3 mesi, ok? Quindi l'antidolorifico lo si prende come supporto nei casi di dolori molto molto intensi. Ok, spero di aver fatto il punto qua. Secondo parte di questo video è sui trattamenti fisici. Anche qui, allora, io sono laureato in fisioterapia, quindi arrivo da una scuola prettamente di trattamenti fisici, se vogliamo. Ho fatto tantissimi trattamenti fisici, tantissimi, da colleghi, da altre figure, massaggi, agopuntura, qualsiasi, reiki, yoga, veramente ne ho fatti tanti. Adesso dirteli tutti magari non avrebbe neanche senso in questo momento, perché non è tanto il trattamento fisico in sé, ma metterli tutti su una sorta di recipiente
dove questi trattamenti agiscono sulla superficie del corpo e non agiscono quindi sui fattori sociali e psicologici che ti dicevo sul dolore cronico. Perché? Perché non funzionano? Perché dà principalmente questi segnali al tuo corpo, dice che il tuo corpo non va bene, quindi se c'è qualcosa dal di fuori che deve aggiustare dal punto di vista di riallineamenti, di postura, di contrazione, vuol dire che il tuo corpo non va bene. E questo è un gran problema, perché se soffri di dolori persistenti per tanto tempo e noti che c'è comunque una variegata percorso dei sintomi, quindi che va su, che va giù o che rimane uguale, ma ci sono delle eccezioni, a volte magari capita che un giorno sentirai il dolore andare giù del 50% e non ti chiedi il perché, non sai il perché. Qui dirai, ok, io non sono sicuro se sono nel percorso giusto, se il mio dolore è di tipo nociplastico piuttosto che di altri tipi. Nociplastico vuol dire semplicemente psicosomatico registrato nel sistema nervoso o centrale o periferico. Quindi quando fai un trattamento fisico, esempio fisioterapia dal punto di vista convenzionale, ti fanno fare degli esercizi se soffri di dolori al collo, magari di torsione, di estensione, di piegamenti, di rinforzo muscolare. Quindi sono tutte messaggi impliciti che il tuo corpo non va bene. Invece il tuo corpo va benissimo, il tuo sistema nervoso funziona più che bene e che magari è disregolato, non è che non funziona, è danneggiato. E qua prendo l'occasione per dirti che c'è un'autovalutazione che puoi fare da te, basta che clicchi il link in basso nella descrizione di questo video, troverai un link di autovalutazione. Fai quell'autovalutazione, ti darà una stima di che tipologia di dolore ti vai a trovare in base a varie domande che ti vengono fatte, e sono le stesse domande che ti farei io in una consultazione iniziale, quindi se la fai ti risparmi veramente tantissimo tempo e li vedi, sono in una situazione di dolori nociplastici oppure sono in una situazione di altre tipologie di dolori. Secondo la neuroscienza del dolore e gli studi che abbiamo, la maggior parte dei dolori, ma stiamo parlando dell'80-90%, ha un'origine che non è chiara, quindi è idiopatico. Il mal di schiena soprattutto, la cervicalgia soprattutto. Idiopatico vuol dire non c'è una causa, quindi se non c'è una causa sulla medicina convenzionale, nell'altra parte di medicina che sta iniziando a diventare anche essa convenzionale, ovvero la medicina diciamo più psicosomatica, più che racchiude un po' la neuroscienza e la psicologia del dolore, ci dice che questi fattori sono preponderanti in tutte queste problematiche. Ho molti pazienti seguiti negli ultimi anni che avevano problematiche prettamente psicologiche e sociali. Non vuol dire che erano deboli, non vuol dire che siamo deboli, vuol dire semplicemente che un aspetto emotivo è stato poi represso, somatizzato nel corpo e il cervello e il sistema nervoso vanno a amplificare questi dolori. Quindi il trattamento fisico non può andarti a toccare un aspetto fisico-psicologico. Molte volte già solo l'educazione, quindi attraverso questi video che stai vedendo, ti dà del beneficio. Non a caso il libro del dottor Sarno, che è uno dei primi che ho letto su questo topic, mi ha incredibilmente aiutato. Anche lì, molte volte lo dico, vatti a leggere i libri del dottor Sarno, sono più di uno, se li leggi in inglese, se lo leggi in italiano ce n'è uno, Curare la mente e guarire il dolore, anche lì lo trovi nel mio sito web venezianotherapy.com. So che per qualche problema l'editore che sta pubblicando questo libro non ha tanti libri a disposizione in stock, ma c'è sicuramente da altri editori, da altre librerie, anche online, la Feltrinelli, Mondadori, però quello che ho io è di Macro Librasi, se non sbaglio. E poi leggi anche magari il mio libro, visto che è un po' più aggiornato con le neuroscienze del dolore. Sui trattamenti fisici stiamo anche qui dando un messaggio di rinforzo, ovvero stiamo cercando di dare un rinforzo al corpo. Sbagliato, totalmente sbagliato. Questo capita molto nei miei colleghi fisioterapisti, che
non sapendo cosa fare su una problematica cronica, la tratta come se fosse una problematica acuta di rinforzo muscolare. Ma in realtà questo si fa quando ci sono delle fratture, quindi è normale che dopo una frattura, dopo un periodo di star fermo per tanto tempo, perché c'è stato del gesso, perché qualsiasi problematica che possiamo aver avuto, un incidente stradale, ci sta che perdi muscolarità, perdi potenza, quindi ci sta comunque un rinforzo muscolare. Questa è fisioterapia classica. Nel tuo caso, che soffri di dolori persistenti, non c'è nulla da rinforzare. Guardala fuori. Vedi persone che sono grasse, magre, non è detto che quella che è più muscolosa abbia meno dolori, giusto? O quella che è più magra abbia più dolori, cioè questo è totalmente non sensato. Quindi anche lì non è che se sei debole allora hai dolore. E qui purtroppo vado contro molti dei fisioterapisti che vedranno questo video, andrò contro molti di questi perché non danno un supporto poi alla fine. E se, a meno che non dicono che è vero che fa bene muovere il corpo, ma fa bene per un aspetto più mentale, non perché il dolore è lì perché c'è una debolezza di muscolo. Quindi i massaggi, le iniezioni, la Tecar, io le lascerei perdere totalmente, perché io le ho fatte tutte queste cose, anche i miei pazienti che sono ritornati a stare bene le hanno fatte e non sono guarite con queste. Cioè, trovami una persona che ha dolori cronici da più di 3 mesi, 4 mesi, mettiamo un anno, ed è guarita con la Tecar. Nessuno. Ma la Tecar si fa nelle problematiche dove c'è un'infiammazione. L'infiammazione acuta, in questo caso, quindi sotto i 3 mesi di dolore, sicuramente aiuta. Io l'ho fatta. In certi casi, dopo allenamento, dopo magari delle infiammazioni, dopo allenamento, magari in bici o a corsa, le ho fatte le Tecar, danno un beneficio. In quei casi sì. I massaggi, lì sono stato un ex massaggiatore, ho fatto tantissimi massaggi nella mia vita, continuo a farli per piacere, e li faccio solitamente solo adesso alla mia compagna. I massaggi danno supporto, sì, danno supporto, ma è momentaneo. Infatti molte volte che la mia compagna mi chiede: Ale, mi fai un massaggio al collo perché ho male, so che se le faccio un massaggio al collo per tante volte durante la settimana non le faccio un favore. Invece lei dovrebbe capire che il collo le sta facendo male perché sta reprimendo, perché c'è uno stress, perché deve mollare, perché deve capire qual è il collegamento di quel collo e quella tensione. Poi se vuoi farti il massaggio, ma lo prendi anche questo come supporto, come se fosse una pillola, come se fosse una tachiperina, allora sì, ma rischiamo veramente di fare i massaggi quando ci sono delle emergenze, e questo non va bene, perché devi prendere quelle emergenze quando soffri di dolori acuti, in quel caso, cioè acuti intendo di intensità, ma sono sempre cronici. Prendi quei periodi o quella giornata come opportunità per riequilibrare il tuo sistema nervoso. Come? Ci arriveremo tra un attimo. Quindi ti ho detto queste parti del trattamento fisico: perdita di massa. Molte persone pensano: ho perso tanta massa muscolare, non mi sento tonico, ecco perché ho dolore. No, non è così. È vero che se hai comunque un corpo allenato, magari il tuo sistema nervoso è più reattivo, è più flessibile e vai a recuperare prima. Ma io ho avuto atleti a livello anche professionistico, nella ginnastica artistica in particolare, che soffrivano di dolori persistenti all'inguine, alle gambe, ed erano atleti. Cosa gli vai a dire a quella persona? Allenati di meno? Oppure devi allenarti diversamente? Questa persona perde la carriera, come è successo per me quando ho avuto 18-19 anni, che mi sono fatto male, anzi 17 anni, sulla parte pelvica. Ho perso la carriera, non mi sono più allenato. Invece la persona, il terapista di fronte, se era, diciamo, se aveva capito e se aveva studiato su queste problematiche croniche,
non mi doveva trattare sull'aspetto fisico, mi avrebbe dovuto trattare sull'aspetto psicologico e sociale. Tutta quella pressione che avevo nel diventare un professionista calciatore, mancato, tanta delusione, tanta rabbia, che poi è andata a sfociare da altre parti del corpo. Nella mia casistica è andata a sfociare su una cervicale, è andata a sfociare su problematiche di pelle, psoriasi, sono andate a sfociare su momentanei o altalenanti periodi di emicrania, tante cose, insomma, pensieri compulsivi, ansia, anche lì farò un video che lo chiamerò 10 sfumature d'ansia, perché molte persone non capiscono che ci sono veramente differenti modi di sviluppare, di esprimere o comunque di somatizzare l'ansia. Ne farò un altro su questo video. Anzi, dimmi se questi video ti stanno dando una mano, perché se li faccio così o se li faccio con la lavagna o se li faccio con le slide, dammi un po' di indicazioni su quello che ti sta aiutando di più. Andiamo sull'ultima parte di questo video, che è quella del cosa fare quando ci sono i giorni, quando quelle giornate sono in salita. Giornate in salita cosa vuol dire? Il dolore è alle stelle, non so più cosa fare. Prendo l'esempio di un paziente che sto seguendo, che dopo circa un mese che stava bene ha avuto una ricaduta. Ha avuto questa ricaduta, è andato in palla, totalmente in palla. Addirittura ha pensato di richiamare il proprio neurologo, il proprio fisiatra che lo seguiva anni fa. Pensate, cosa la mente poi ti va a far fare, no? Cioè un mese stai bene, ovviamente chiaramente non è strutturale il problema, perché se un mese stai bene e stai facendo le pratiche per riequilibrare il tuo sistema, per esprimere le tue emozioni, per non reprimere, per portare in consapevolezza tutti i problemi che hai, ciò non vuol dire costantemente pensare ai problemi, ma vuol dire se ho dei sintomi fisici, attraverso la mia consapevolezza, attraverso le mie informazioni, collego il sintomo fisico alla mia emozione, che può essere rabbia, frustrazione, quello che vuoi, e in quel momento che ho fatto questo link, ok? Questo link tra i due, la consapevolezza fa il suo lavoro. Quindi il dolore o il sintomo non avrà più ragione di esistere o comunque di darti un messaggio con più intensità, mettiamola così. Questo è un punto cruciale, quindi quando tu sei in una giornata in salita, quella è un'opportunità per collegare questi due punti, sintomo fisico ed emozione. L'emozione, non sto parlando dell'emozione del dolore stesso, sto parlando di magari in quel periodo, perché è molto molto evidente questo se ti alleni e alleni la tua consapevolezza, è molto evidente che in quei giorni che hai le ricadute sono stati giorni stressanti dal punto di vista sociale, dal punto di vista psicologico, emotivo. Magari non quel giorno stesso, ma qualche giorno prima è iniziato a portare molto stress nel tuo recipiente. Questo recipiente è arrivato stracolmo, non ti sei preso il tempo per capire che questi stress stavano andando su e su e su, non hai fatto nulla, hai semplicemente coperto tutto, somatizzato, tra virgolette, e sei arrivato al momento di ricaduta. I momenti di ricaduta sono essenziali perché sono quasi dei test dei vecchi circuiti neuronali. Quindi se stai soffrendo di dolori persistenti e sei entrato in un periodo di terapia con un terapista mind body che sappia queste cose, non sto parlando di terapie manuali, non sto parlando di terapie farmacologiche, per quelle sono solo coperte, vediamola così. Ma se vai al centro del problema, al centro alla causa del problema, quindi sugli aspetti fisici, psicologici, sociali, allora lì stai andando sui punti giusti. Molti psicologi addirittura non hanno lo stesso approccio che ti sto dicendo io, perché stiamo parlando semplicemente di talk therapy. Semplicemente di talk therapy vuol dire che vai dal terapista cognitivo comportamentale, dici i tuoi problemi e speri che le cose si risolvano. In realtà molte volte non cambia assolutamente nulla. Ho terapisti, ho clienti che sono psicologi e psicoterapeuti. Pensate quindi
insomma la problematica insomma che c'è nel mondo e in Italia. Ho pazienti che sono medici, perché nelle classiche università non si va a parlare di psicosomatica, ed è veramente un problema, e non si parla della pratica psicosomatica. Quindi andiamo sulla pratica. Ti direi questo, come ho detto 30.000 volte a tutti i miei pazienti che seguo e che seguirò: quando ci sono questi giorni no, segnati questi 3 punti, mettiteli su un foglio. Il primo è che non è una ricaduta, non parlare di ricaduta, parla di opportunità. Questa è una nuova opportunità che dai tu al tuo sistema nervoso di riprendere la rotta quella della guarigione. Quindi questi sono semplicemente dei test dei vecchi circuiti. Per tutta la vita hai somatizzato tantissimo, non avevi accesso a queste informazioni e quindi hai soppresso. Ora, primo punto, non è una ricaduta. Educazione quindi al dolore. Il dolore non è un sintomo di danneggiamento, è un sintomo che è stato creato da un sistema nervoso ipersensibile. Quindi non stai danneggiando nulla se il dolore è acuto. 2. Respira e ammorbidisci il corpo. Quando dico respira e ammorbidisci il corpo, in quel momento probabilmente stai mantenendo l'apnea, perché stai facendo una battaglia col sintomo. Invece se vai ad ammorbidire il corpo, lasciando un po' la tensione, sentendo dov'è, lascia andare il respiro, tranquillo, e espandi un po' l'espirazione. Nota che questo dà un sollievo. Nel mentre che tu fai questo, fai il collegamento, quindi il lavoro di consapevolezza, sul perché stai subendo tutto ciò. Perché in questi giorni hai questi dolori intensi. Magari non avrai la risposta, ma non ti sto chiedendo di avere la risposta precisa, ma semplicemente ripetiti all'interno, con quindi un linguaggio e un autodialogo, che i tuoi dolori non sono fisici, li senti nel corpo, ma sono creati da una mente impaurita, da una mente che stava sopprimendo. Quindi fatti una sorta di autodialogo interno dicendo: guarda, ho capito da dove arrivi, tutto a posto, è tutto ok, passerà, va bene, ok? Qua sembrerebbero cose fantastiche, strane, addirittura se non mi conosci e questo è il primo video che vedi sul mio canale penserai che sono pazzo. Invece capirai che questa è veramente una terapia, la terapia della consapevolezza. Ed è la stessa terapia che hanno fatto tutti quelli che sono stati ritornati a stare bene, sia che avevano dolori da 10 anni, sia che avevano dolori da un anno. Quindi so che tu davanti mi dirai: ma io le ho provate tutte, sono andato dallo psicologo, sono andato dal fisioterapista, sono andato dal medico, mi hanno detto che me lo devo tenere. Questo è quello che ti hanno detto, è quello che hai creduto tu. Ma se non ti hanno dato una causa specifica di tutto ciò e non ti hanno detto che hai problematiche strutturali chiare, tumori, infezioni, probabilmente puoi tornare a stare bene, perché la maggior parte delle situazioni, dei sintomi fisici hanno una natura psicosomatica, ma molto molto grande, più di quella che pensi. Quindi tanto vale provare questo approccio, non torni indietro, non hai nulla da perdere. Quindi c'è questo autodialogo, no? Quindi respira, mobilizzi il corpo e fai per 5-10 minuti delle attività che ti nutrono quella giornata. Nota che probabilmente quella giornata, se il dolore è tanto alto, non ti chiedo di farti chissà che dal punto di vista fisico, ma fai 5-10 minuti di cose che ti nutrano. Magari senti della musica rilassante, ti fa un bicchiere caldo di tè, magari vai a farti una mini passeggiata, magari stai fuori sul balcone e ti prendi del sole per 5 minuti, non lo so, magari se sei inverno ti metti sdraiato sul divano con della coperta e della musica, insomma qualcosa che ti fa rilassare per 5-10 minuti, qualcosa la troverai. Quindi questi sono, diciamo, trattamenti che sono totalmente inusuali da quello che avrei sentito fuori. Ora sembra che te l'ho fatta molto dal punto di vista semplicistico, molto semplice, è tutt'altro che semplice, cioè il trattamento di per sé e non è qualcosa che richiede rocket science, cioè non è come andare sulla luna, ma richiede un grande lavoro introspettivo,
E la prima parte è quella dell'educazione. Ecco perché ti invito veramente neanche a prendere una consultazione con me, ma di andare a leggere i 2 libri, uno del dottor Sarno e l'altro il mio, che ti spiega insieme qual è l'approccio giusto. Ora, la neuroscienza si è aggiornata negli ultimi anni. Il libro del dottor Sarno è del 1980 probabilmente, e quindi ho cercato di aggiornare con quello che la neuroscienza ci dice sul libro che vedrai è mio, che si chiama Il potere della consapevolezza. Tra l'altro nei prossimi giorni, o magari è già uscito nel momento che vedi questo video, c'è la nuova versione uscita ad agosto, quindi molto più bella da vedere. Il contenuto è l'identico a quello che c'era prima, quindi se l'avevi già comprato non lo ricomprare, è lo stesso libro, ma se invece non l'hai comprato, ora è molto più, diciamo, bello da vedere, e quindi è il momento giusto se non l'hai comprato. Questo è il tutto, spero veramente che queste parole ti abbiano aiutato. Iscriviti al canale e mi dai una mano a diffondere queste parole per più persone che non possono entrare nel percorso a pagamento, perché sì, seguiamo persone ogni mese, ma sono pochissime, parliamo di 5 persone al mese per dare la qualità e l'assistenza che ti serve. Per tutte le altre hanno a disposizione o il corso Neurobalance, che lì lo vedete sempre sul mio sito web, oppure il libro, oppure questi video gratuiti che sono per tutti. Anche così le persone mi hanno detto che sono ritornate a stare molto meglio, anche solo dalle meditazioni. Un'altra cosa prima di chiudere riguardo alla meditazione, ne era uscita una qualche settimana fa, all'inizio agosto, a metà agosto, l'ho dovuta togliere per una questione di copyright, quindi per tutte le persone che mi hanno chiesto ma dove è finita quella meditazione che avevi messa, l'ho dovuta togliere. L'ho dovuta togliere per una questione appunto di musica, era molto simile a un'altra che avevo già visto in inglese. Io sono molto influenzato da quello che noto all'esterno, quindi fuori dall'Italia, soprattutto in America, perché studio in inglese, mi aggiorno in inglese, i terapisti, i colleghi sono quasi tutti in Inghilterra o tutti negli Stati Uniti o nel nord Europa, e quindi praticamente ci parliamo tutti in inglese. Riporto in Italia quello che secondo me serve per questo paese, e serve tantissimo, quindi noterete a volte delle similitudini con vari altri YouTube channel. Cerco veramente di fare mie, personalizzare il tutto, però questa volta era molto simile a un'altra, quindi ho deciso, anche se quella persona che mi aveva detto no, tienila, l'autore della meditazione mi ha detto tienila per il tuo pubblico italiano, ho deciso di rifarla e di personalizzarla ancora di più sul mio approccio, sulla mia voce, sul mio stile di meditazione. Credo che sia giusto così alla fine. Va bene ragazzi, fatemi sapere nei commenti se avete qualche cosa da chiedere, ditemi se questi video vi stanno dando una mano, se vi piacciono più così o con la lavagna o con lo slide. Fatemi capire meglio come comportarmi, perché alla fine questi video li faccio per voi e non li faccio solo per me. Grazie ancora, ci vediamo alla prossima.